Abbiamo avuto una richiesta per un tatuaggio, una richiesta di prenotazione di un tatuaggio fatto una settimana prima, quindi consiglio sempre di pensarci bene perché alla fine può rischiare di essere più costoso e doloroso rimuovere un tatuaggio che farlo. A Venezia, come in Veneto, di media una persona su 5 decide di rimuovere il tatuaggio impresso indelebilmente sulla propria pelle. Il costo, più che salato, è che oscilla di media su una cifra pari ad almeno 3 zeri. Indubbiamente costa molto di più rimuovere un tatuaggio rispetto a farsi un tatuaggio, ha dei costi molto diversi, è quasi 10 volte più costoso rimuoverlo che farlo. A dirlo i dati dell'Istituto Superiore della Sanità, con le tendenze del territorio che riflettono quelle nazionali. E se il 4,3% ha già iniziato il percorso di rimozione, secondo le citate ricerche, più del 17% dei tatuati sta pensando di eliminare per sempre il tattoo. È il caso di Gabriela, modella. Infatti in futuro probabilmente dovrò anche toglierli perché appunto per fare questo, per lavorare in questo settore è molto preferibile essere senza tatuaggi, completamente pulita. Anche i tatuatori notano il fenomeno in forte crescita. Tatuaggi ormai vecchi o che per qualsiasi motivo non sono più voluti, ecco, da chi li portava fino a quel giorno. È una buona fetta in realtà quello delle coperture del nostro lavoro, un 30% più o meno. Tra tatuaggi cosmetici, ovvero sopracciglia e labbra, e decorativi, la fascia di età che ne chiede la rimozione è trasversale e va dai 19 fino agli oltre 60 anni. È vero che si può sempre rimuovere un tatuaggio, ma è un percorso lungo che richiede più sedute e è anche un pochino fastidioso, ecco, il trattamento. Tra passione, convinzione, moda e ripensamenti resta il fatto simbolico di amicizia eterna nell'incrocio delle rondini impresse sui polsi di entrambe le amiche. Sensuale la scritta incisa sul piede e sapientemente esibita su tacco 12, con la potentissima ragazza col palloncino rosso di Baschi a ricordare che c'è sempre speranza tra sogni infranti e nuovi inizi.